Okay? Okay. Okay, well, thank you. Okay. Bye-bye. Benzino. Mi preparo qua per la caccia. Ah, menina così va. La scopetta. Benzino a posto. Battle Royale o Funno de... come si chiama? Warzone. Sull'inizio un poco dipende con matchmaking. Quanti giocatori c'è su, livello. Però almeno sai insomma che partite sono livellate. Bene o male bilanciate. Certo sì, ci mette un pochettino, luce un minuto quando la trovo, certo che comincia subito, dipende. Sai che io voglio cercare questa cosa qua ogni volta. Quanti giocatori siamo massimo una mappa? Massimo giocatori. And showdown. Mi è cattata la tastiera nuova perché ci ho visto non ne può per davvero. Cose che già hanno questa tastiera. Ah, ciò. Dodici giocatori in tutto. Poi è beccia sta recensione, non so se ci saranno aggiornato poi. Ecco qua c'è un altro camera qui. Sì, accedi, accedi. Dodici giocatori siamo nella mappa. Ok. L'ammasso di carne. Ho nell'ultimo giorno che giocando c'è... Insomma, le partite stanno andando molto meglio. Oggi un cacciatore già gli ha fatto 3 estrazioni consecutive, quindi non mi ha ammazzato. Gli ha ammazzato magari il boss, ha ammazzato gli altri player, mi ha portato a casa. E a mano un cacciatore ti cresce, il giocatore non è sempre lo stesso giocatore che hai, a mano ti cresci il livello, le abilità magari, ci puoi aggiungere tratti, perk, la voglia che c'è. Infatti ora sogno quest'altro che è un altro cacciatore nuovo, tu puoi dire che c'è sei un cacciatore di volta in volta a scegliere che da cui vuoi giocare. Ora che non ha voluto toccare, che è un po' codavato e non lo vorrei sapere, stai cercando un compagno per giocare su internet, come se lo trovo. Sì, io sogno solo, sì, un massimo di 12 giocatori. Sì, io corro sempre a solo, anzi che a solo certo a starci attento, perché a solo se muore, si è morto.
Invece in coppia devono sempre restare, a meno che non trovano fuoco. Se io ammazzo uno, capisciamo compagno ancora vivo, e a chi l'ho ammazzato, dopo che lo derubo, no? C'è cogno fuoco, chi non può restare ciò. Ci siamo. Mappa, due mostre, la mia che da danni. Te voglio che caso, raga. Ah, già c'ho schifo. Poco tempo. State fermo, Dio Cristo. Mi hai buttato la scopetta. A doppietta mi hai buttato. Quindi questa corta è bellissima, però appena si poco ci lontano e non piglio buona amica. Sempre ovviamente con il cecchino. Invece l'altro che gioca la pistola, cecchino e pistola. Cazzo vuoi? Vado. Io facevo meno bordello comunque. La sogna solo, gioca e kiss. Che l'audio è importantissimo in sto gioco. Importantissimo. Ogni minimo scruscio, ogni minchiata può essere la differenza fra vivere e morire. Già si sentono scrusci lontano. Che stanno che sparano. Ok. Per chi corre, manco bordello che fanno. Ancora al primo indizio si è abbastanza tranquillo, anche se mi è capitato che dovevo scontrare già al primo indizio. Questo è l'indizio, per esempio se invece sta polverina bianca, se vedesse una polverina rossa vuol dire che vicino c'è qualche altro cacciatore, qualche altro giocatore. Ogni volta che tu prepari l'inventario spiani sorte, ogni volta che scegli un cacciatore ci sono i cacciatori gratuiti, che ovviamente sono quelli più scarsi, e i cacciatori a pagamento, che hanno una serie di abilità o slot per le armi o tipi di armi già precaricati. E ci sono i soldi. Comunque sì, o gratis o a pagamento, poi se ti a modificare ogni volta ci sono i soldi, quindi anche che non fai le taglie, nel senso magari che non riesci a ammazzare un mostro e pigliare la taglio. Scuscio. Ah no, un mostro di carne, ragazzo, magari. Anche che non riesci appunto a pigliare la taglia, ammazzare un mostro, a rubare la taglia a un altro. L'importante comunque, la cosa importante è non morire, comunque arrivare all'estrazione. Magari che arriva all'estrazione che ammazzate 20 zombie e stop. Gli muore, perché quando muore perde un cacciatore. Perde comunque e ti dà meno soldi, meno esperienza, meno tutte cose. Ora cominciamo a essere un po' più attenti però. Bello. Un giocatore è personalizzabile o fun veramente. Puoi giocare 100.000 stili diversi. Poi mi piacciono le armi, cosa antiche, no? Cancelliere e mitragliette che sparano 100 colpi a minuto e minchiate del genere. Una sega bravo magari, una sega corpa sicca. Una sega. Sparano con danno. Che nord-est. Ci sono quelli che stanno cogliendo la tralatata sicuramente. Mamma mia. Uè. Merda. Fanculo. Assunza. Mamma, ma canzone. Ancora lontano. Migna corazzate, tutti, cioè, aspetta che lo cofio che spanate o corazzate. Tutti ci sono. Come ogni qua. No! Che male con coppa di minchie. Oh, ma che cazzo è Cino? Questo è pericoloso, scoppia. E ti brucia i sgotti di energia.
munizione, cosa qua faccio? Munizione signocino, cosa per magari. Buono, buono. Ah, Calendo sta chiedendo comunque. Ma se ne so che cazzo è fare. Meglio passare ci pin sempre. Poi invece mi sto nascondendo in mezzo ai frasche proprio che adoro. Dai, schifo, cioè, che va bene che rompere i coglioni. Non voglio fare scroscio. Non voglio fare scroscio. Peccato che non gioco cross play, sì. Oh 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 oh. Che ha passato qualcuno. Eccolo. Se si fermo sicco. Ho perso. Ho immucciato dai, non mi conviene spostare. Tagliarlo. Cazzi di macce. Che non mi fanno via un cazzo. Ho visto, ho visto. Se ne è scappato. Oh dai. Dai, che cai. C'è la torretta là. C'è capace c'è andata la torretta. Ma se ne scappa direttamente, non lo so. E c'è una torretta, chiusa. Sono però che scappa i indizi. Perché non fai cerca di tu qualcuno così sei anche più avvantaggiato. Sì, cioè io... Oh, dai. Chi è? Su due, c'ho compagno, pigliai. Bastardo. Questo è un progetto ma che stavo. Carica. Bastardo. Carica. No, merda. Mi ammazzavo, non mi riesco a aprire. Mi hanno fatto il giro, c'era l'auto. C'era un auto, mi sa, mi hanno fatto il giro. Ok? Ah, avevo fucile scarico, dove come fa te? So, continuavamo a sparare, ne, qua. Ma spuntava. Come fucile con cannamuzzi, due, inutile. Vediamo se gira su, se c'era un auto. Io ho avuto come impressione che c'era un auto. Vediamo. Se lo sa compagno, allora. Se, perché a Kid sparava. Chi a Kid sparava. Kid è asciutto dopo. Meno male che non mi porta il cacciatore Kid. Allora ne faccio una a due, Enzino, vediamo come va. Ho portato il cacciatore buono e ne faccio una a due. Oddio, un porto cacciatore buono, non lo so. In un certo senso ha senso, perché comunque mi può restare, quindi c'è difficile cacciare a pizzo. Però bisogna avere magari quel giocatore che una. Comunque non mi trovo male a giocare solo, ma certo, sei un po' svantaggiato in confronto all'altro. Però se giocando a modo giusto risulta da casa per tu stesso. Ripeto, te ne puoi tornare all'estrazione magari, non lo so, con due cacciatori uccisi, tre indizi trovati, 20 zombie ammazzate, 4 speciali ammazzate e fai i numeri. No, i numeri li fai comunque.
Io fai lo stesso, certo, se ammazzo un morso ti piglia la taglia o comunque c'è fotta la taglia a Coca-Cola, fai tu che stazione a la taglia, certo, questo è il massimo. Non c'è grosso problema, non c'è poi discussione queste sul contrario, il fatto di mescolare i giocatori che giocano con controller con i giocatori che giocano con la tastiera. Che secondo me è una minchiata, nel senso, in linea di massima, ok, un mouse tra virgolette da vantaggio se lo sai usare. Però daranno cioè, facendo questa considerazione, allora io che gioco con mouse e tastiera in confronto a Biagio, per esempio, io avessi a vincere sempre Battle Royale continuo e Biagio no, o comunque più picchemi per dire, quando invece per esempio devo contrario la cosa. eh, Oddio, se teoricamente si potesse pigliare il giocatore con lo stesso livello, sia con il controller che con il mouse, era forse la spuntasse che con il mouse. Però voglio dire, nell'ammasso è una cosa influente, ma fino a un certo punto. Call of Duty come fanno allora? È una cosa Fortnite, come fanno allora? Avanti, portiamo un cacciatore buono, perché vuol dire che non è. Perché c'è abbiamo magari un ratto, fasso felpato, non faccio scroscio quando scavalco, come quando dormo. E qua lo scroscio è fondamentale in sti giochi. Posso aggiungere un altro, ma meglio giocare un po' di sorti che staccano, per ora non lo voglio fare. Però mi voglio salvare queste punte. Non so se portare Maido. Oh. E cercare un mio compagno, cosa è che sto? Serve la mia. Ah, portiamo una chiesto, va, la pistola. O con cannonuzza. Non lo so, cioè la pistola avresti stato avvantaggiato in quel caso lì. Perché c'è la pistola invece che il fucile. E poi bastardo ci mi aveva scamato che non c'è spoglio canico, quindi magari sparava a mozzo, ma ne pigliavo figlio la puttana. Perché isso? Ma vedi già che sto cagnoccio è riflessivo, no? Un ritmo è più lento, meno incalzante. Quindi a differenza mouse e tastiera secondo me con il controllo se sentisse più picca che non si può sentire né Warzone. Però, ripeto, non è che basta un mouse e la tastiera per essere che c'è bravi uno con il controller. A fare abusare il mouse e la tastiera, se il mouse e la tastiera non da abusarlo. E invece incaglia uno che ha un controller sa figa abusarlo, che con il controller da mettendo il culo, poi dire che ha un meglio mouse e un meglio tastiera comune. Ripeto, in quel caso lì era uno che riuscisse a fare un confronto veritiero, diretto, sai, due giocatori proprio che pari abilità, e uno con il mouse e uno con il controller, forse che con il mouse lì, in quel caso lì, avrebbe un leggero vantaggio. Ma per il resto, secondo me sta minchiata è una cosa, mouse e tastiera con controller non è giocare assieme, sa sdoganare, sa trovare. Allora, abbiamo deciso di portare Marillo alla fine, cerchiamo un compagno casuale, team casuale di due persone, trova compagno. Al massimo per classificate, per cose competitive, perché si fanno, non lo so, classifiche diverse, controller con controller, mouse e tastiera con mouse e tastiera, ma per cui vuoi giocare per divertire, se diciamo, ma già cagato cazzo. Perché per esempio un crossplay tra PS e Xbox c'è, cioè, mi sta vedendo come comunato. 51 è come a me all'incirca. Pronto? No, speriamo che me lo discreto qua. Cristiano.
Oddio, ci potesse fare, se potesse capire una certa vocale forse, probabilmente. No, non ne sentiamo fragnaggio comunque, a meno che non ne capiamo la chat vocale se non ne sbaglio. Sai che non hai visto sta cosa, se c'è la chat vocale interna? Non lo so, perché audio, chat vocale, passa la chat vocale all'altra. Attiva o disattiva il microfono, e come si attiva? Quando muore, nasconde una... Personalizza, storia, attrezzatura, combattimento, interazione. Altro. Preme per... Ah, quarta si parla. Ah, se c'ave un microfono mi può parlare. Quarta. Comunque di solito si usa la chat testuale. O comunque si usa una voice chat esterno a Yoro, perché mi sa che se tu parli, per come ha fatto Yoro, c'è la chat di prossimità, se tu parli con un compagno tuo e c'è qualcuno vicino che non ti sente parlare, e a seconda di quando sei vicino, secondo me ti sente più forte o più picca. Oggi per dire che vuoto mi ha ammazzato un mostro a solo, mi ha ammazzato con cacciatura, un mostro a solo e mi ha portato la taglia fuori. Certo, poi dipende, magari, o tipi come te una mappa spartuta, se tagli uno con due obiettivi, se tagli uno con un unico obiettivo. Che a volte capita su due obiettivi e magari i 6 puntano a un mostro piuttosto che a un altro, cioè magari un secondo non c'è più piccagliente ovviamente, viene un po' più facile, no? O a volte capita che ci fa ammazzare l'altro i mostri e poi cerchi di impallanare, fatti che c'è la taglia e portarla tu fuori. Lo scopo è sicuramente ammazzare un mostro, sì, ma portare la taglia fuori. Diciamo che è lo scopo che lo assoluto principale. Però c'è uno scopo ancora più diavolo, dicevi che si che comunque vada e fare l'estrazione, portare la pella a casa, non muore, non perde il cacciatore. Con il cacciatore comunque cresce, acquisisce perk diverse e diventa sempre più forte. Se muore o perde. Come siamo combinati? Due. Noi ne abbiamo. La mappa bene o male è spartita nella stessa maniera, forse la nostra è poco cernica. Che se mi sente? Hello my friend. Can you hear me? Ok, mi sente, ha fatto segnare che mi sente. Let's go bro. Beh, la mappa è notte, aspetta, non uscire. La mappa è notte è spacchiosa. C'ho schifo ormai, vaffanculo. Che cosa passa? Ma c'ho schifo ormai. Andiamo a fare la corsa. Ah, ma potete portare l'altra pistola, però sbagliare a portare la pista. A portare l'altra, caccio corazzato che rubi coglione. Bello bordello mi ha fatto, complimenti. Non gioca a sto cosa, alza mai il rosso. No, merda. Non è rosso, ok, vedi. Bella la cura. Belli i soldi $50, bellissime sono. Buone, sono buonissime. Mappa.
Cos'è? Merda, torna, ammazza con pugna, non facciamo un bordello. Ma che ammazziamo fra niente magari. Sorry bro. Merda. No, mo volevo comprare. Sbagliai a pigliare questa pistola comunque. Spera che mi faccia. Ah, non ammazziamo fra niente, non stiamo vedendo a quadrato fra niente. Come fanno un macello di scrisci. Che buona una magia, me ne. Let's go bro. Che è? Che visto? Ma che visto? Chi è che ha visto? Ah, thank you man. Wow. 500 punti Blood Alliance, buone sì. No, faccio tu, vai, faccio tu. Ah, sei un coglione, dritto, faccio. Voglio sto ammazzare. Ma faccio sto, vai. Faccio liscio proprio. Merda. No, adesso non ne facciamo fottere così. Ce n'è due sparte. Ma ne. Non c'è. Con coglione ancora. Guarda, dove sta dormendo però? Okay bro. Check the place. And then move on. Stiamo facendo un Mario bordello. There's someone bro. No, la cosa. Ammazza, campare lui su. Va bene, dai.
ci butti niente. Take care, bro. Stay hide. Ragazzi, sono sta dietro. Troppo vista che sta accomodando. Ma come cazzo sto sparando che do? Un gigane. Un gigane su un maledetto. Fuori. Troppo sciognuto che sto cammino, sta cosa a me non mi piace. Hey bro. Guarda. Sanguinando. Ah, fanno, fanno. No.
Merda. E qua dentro il mostro. Let's go. Merda. Merda. Dove cazzo è salito lui? Che cazzo sono queste scale di merda qua? Guarda, qui ci sono le fiamme, dove cazzo vado? Entra, bare. Faccio su che da fuori ti spaccano. Ai. Muoviti. No. Merda. Guarda, tra se chi do. Farò muovere. Sì, magari altra gente manco lo saccio. Cioè, se quello è un coglione non entra, porco. Sto morendo, poi ci muore pure lui per salvare me, tu dai. Guarda che morire per salvare me. No. Muovete, muovete, muovete. Vabbè. Vai. Merda. Uno c'è dietro. Cazzo. Mappa pane. Merda. Che cazzo mi ho lanciato? Merda. Bravo. Bravo. No, merda. A fuoco per lei. Merda. Io non ho sdoppiato, triplicato, si è. Ai. Bastardo, mi ha preso. Muoviti, 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 ci dobbiamo pure curare. No, è qua, ho ammazzato. Mamma mia. Vai, fagli del danno, se no a campo dobbiamo fare niente. È morto? Sì. Vai, seguiamolo. Oh, cominciamo a stare attenti all'auge però. Buono.
Tutto murato, non c'è manco una finestra. %, ancora. Qua c'è una porta aperta. Fuori sparano. Che stai cavando? Capisto? Una cazzo si scinna. Cazzo è un labirinto sto cazzo di cosa. Che è successo? Non è visto. Ma che dice che c'è su queste... Is the hey and O. Che minchia. Non dovevo potere usare tutte e due. Lui già ha scelto l'uscita. In mezzo ai zombie siamo. Non ha di stamina ragazzi, non ha... Oh, macchia perché da preso. Siamo da come un pazzo, non ammazzare. Per stare. Magari. Magari. Anzi. Anzi. Buono, pure tocca. Ho troppa vista che sto cammina però.
Voglio finire pure. Quanto siamo? No, cazzo! A me lo pigliato. Che minchiata. Merda, senza cuore. Speriamo che non ne fa una pelle proprio ora. Adesso essere pulito. Come cazzo si chiamava? Manco viste. Manco viste come si chiamava. Ci fanno una richiesta. Bella partita. Pulita, tranquilla. No, cacchio, ma come questo mi giocatore con quegli giocati? Manco lo faccio. Yeah. Ete 3, si chiamava. Vediamo se lo gioco. Ma mi sta da ultimo giocatore, vediamo che soldo mi ha fatto, 100 dollari, buono, a parte l'esperienza, vabbè. 75, per 75, mi sta capare di dollari, mi sa. No, ancora, minchia. Minchia, magari un sacco di dollari. Esperienza così, c'ho. Anche da portatore. E cresce cacciatore, dai, 25, 26. E cresce. Mi ha preso più 100 XP, mi ha dato. Ha sbloccato un'altra cosa, mitridatista. Buono, buono, i soldi crescono. Bellissimo. Dettagli, tutto ma è gustare. C'era un potere bellissimo, praticamente puoi arrestare un compagno da lontano con un potere psichico, tipo. Belli i coltelli da lancio, hai visto usare? Li puoi magari recuperare dopo che lanci questi. Ma cazzo faccio a giocare qui? Dove è? Mostra il giocatore. Partita attuale, no, partita recente. Non hai giocato con Steam con nessuno dei tuoi amici, ma che cazzo che dici? Ah, quindi qua non lo posso dire, vediamo com'era. E Tetri. Non hanno che gli proprio. E Tetri, vediamo. Trova un cazzo.
Niente. No, no, non lo trovo. Boh, non mi ricordo completamente. Cioè, no che non mi ricordo, non aglio che io... Ah, una cosa tipo così, ok. E va bene. Peccato perché un giocatore buono. Minchia, non mi fa bene questo mio giocatore, che minchiata però. Ah, biblioteca, no, aspetta, c'era una cosa, non mi ricordo, ultima partita, tipo. No, ultima partita. Ah, ma che qua è? Son of Eternity, invia richiesta di amicizia. Ah, hai visto che bello? Torona. Chiedi amicizia. Son of Eternity. Diciamo, ed Etri. Son of Eternity. Ok, vediamo se mi risponde. Ah, ed Etri. Non c'è qualcosa. Qua non muore. Certo, risponde prima alla richiesta, mi sa. Cangiamo anche, anche offline. Non morisse che la lista Cina, tipo. Non mi accetta queste... Cazzo succede? Non mi capo direttamente. Ok. No, non mi accetta la richiesta. Se non mi accetta la richiesta non ci posso manco parlare praticamente. E vaffanculo. Torna alla lobby. Quindi ci abbiamo entrato sto cacciatore. Quindi c'era che devo... come si chiama? Necromanzia si chiamava, che sarà bellissimo. Dopo restare compagni con Dano. Chi sto qua? Necromante. Usando la vista oscura rianima un partner abbattuto da lontano, anche se a costo di una piccola quantità di vita. Bellissimo questo perk. Questo potenziale, vediamo. Che è questo? Capita a rigare delle coppie d'arma non interessa, puoi avvicinarti di più agli animali senza allarmarli. Mm. Però voglio sapere io bene, ma una volta che sblocco... No, devo dargli a cattare poi. Devo dargli a cattare, ma sa. Puoi equipaggiare un'arma media insieme a un'arma grande, anche sto qua cosa è la risposta eccessiva, tipo. Così. Stavolta riceve una potenza come materiale di controllo quando saccheggi, cammina e corri più velocemente e acque profonde, fai anche un rumore capacciato in acqua. Ottiene un aumento della vigna, da quanto non puoi mettere. Ottiene un aumento della vita raccogliendo un indizio, una frattura o una taglia. Mm. Riduce il suo prodotto negli attacchi corpo a corpo, questo non è male. Minchia 5. Cadenza di tiro maggiore dal fianco quando si usano fucili con leva. Questo è schifo, ora bisogna mettere più tempo, no? Ottiene durante il ricaricamento dell'arma. Poi ragazzi, l'altro che deck è da corta. L'oscillazione dell'arma diminuisce gradualmente quando si guarda attraverso il mirino di una pistola o di un'arma senza calcio. Oddio, senza calcio, senza calcio. In effetti, quello che mi porti appresso è senza calcio. No, non in questo caso. Non in questo caso. Comunque ce n'è un sacco, sono a studiare i build qua. Certo, con 100 punti facessi una bella build, ah, bello cacciatore, però ora come pierde di bestemmie tutte.
Danni con attacco, riduce drasticamente il tempo necessario per guardare, ok. Lo scienziato della gamma sicuramente si mira con un fucile. Questo mi servisse per esempio. Oh, fanculo. Ah, manco se costavano sorti. Mi serve per essere un kit medico, questo raggio, mi piace. Fare eccesso Renzio. Modere di mira con fucile a leva. Uccidere zombie a distanza ravvicinata che ripristino una piccola quantità di vita. Questo non fosse male. Dissanguamento non aumenta passando da leggero a medio intenso. Che cazzo significa questa cosa? Con la vista oscura interagisci con gli indizi che frattura gli obiettivi esirabili e le taglie abbandonate nelle vicinanze mantenendo una distanza di sicurezza. Cioè che interagisci. Mm. Cioè devo fottere così lontano in poche parole. Fossi provare. Questo fossi provare. Riduce il rumore quando selezioni un tratto. Questo non è caputo. Quando selezioni un tratto. Ma perché scusa, basta selezionare durante il gioco, non so attivi, continuo. Non hai capito. Velocità di fuoco aumentata, questo è bello magari, minchia 7 punti. Va bene, però mi tieni a cama, visto che è meglio tutte queste perk. Non so se farmi attorno a 2 o in solitaria. Facciamo a 2, va. Anzi, aspetta. No, 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 aspetta, giuro che quando mi piglio una cosa da mangiare.
Ah, ora si sente. Non si sente l'audio. Ok, a posto, a posto, a posto, a posto. Uè, a postissimo, Gioffredo. Con il Gioffri. La torna di notte, oh. Eh, Gioffredo, ma dopo mazziate che... Fermate. La pistola silenziata perché... Gli ho tornato la pistola ma scordato di cangiarmi. Sono un bestia, segno. Che ho fatto? Che ci spara a fare, bar? C'è qualcuno, non hai caputo? Se... Merda. Forse uno è morto. Ammazzare cacchillo. No, c'è il compagno. Ah, visto come si perde un cacciatore, Dio Cristo, c'era il compagno. Ah, a uno ammazzare. Boh, non mi piace giocare tanto a secco con compagno se non lo conosco perlomeno. Se non ci posso parlare, non ci posso fare. Ancora. Che di prima avevamo a giocare. Stai spaccio non mi rispondeva. Cacciatori uccisi due.
Ah, perché già non avevamo ammazzato e che doveva aver resuscitato. Ok, peccato. Che significa riduci il rumore quando selezioni un tratto? No, io comunque chiedo, va. Non spendiamo soldi. Non voglio questo. Le corteghe d'arancia sono belle magari. E si possono pure raccogliere. Proviamo che. No, aspetta, potevo mettere uno grande, fammi capire. E spendo soldi come un coglione così. Ah, è qua solo piccolo però. Andiamo a portare la pistola in todo caso. Cioè, che differenza c'ha questo? Con cazzo N. Da questo. Ma sei un cazzo praticamente. C'ha il mirino migliore quello. Forse che ingrandisce di più. Probabilmente. ...130 che sto fare il danno. Minchia. Anche nel corpo a corpo potesse essere buono. Se non mi porto questo. Non mi porto quello. Da doppietta. Attorno. Oh, porto una bella pistola. Questo è buono, di corto a corto. Di corto a corto sì. Non lo so. Questa cazzo di pistola. Scelta ardua. Vediamo ancora una che sta qua buona. Allora se mi porta la pistola mi porto che...
questo punto come portare fucile lungo. Come scottano per terra e vai. Va bene. No, 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 da solo me la faccio corta. Nulla. Uno di questi quattro edifici praticamente. Sicuramente non c'è vicino. Ciao, salve. Okay, well, thank you. Grazie, Bye-bye. grazie Mbara, grazie per il follow. Che ora si è fatta? Minchia, 2:30. Dai, quanto cazzo ci vuole? Vai. Andiamo a fanculo. Cazzo di papera. Sì, sono siciliano. Insomma, dal nome si capisce. Proviamo sti coltelli. Si devono saper tirare, in poche parole. Ok. Mi fa ripigliare? Sì. Quasi tutti? Penso di sì.
coltello ci voleva lo stesso però. Un coltello ci voleva lo stesso. Non è come il corpo a corpo comunque. Già la minchia, vabbè andiamo. Chiuso. La farina da qua si sente. E là in mezzo. Minchia coltelli. Da qua è difficile pigliarla però. Infatti. Ancora. Ah, ci voleva il coltello per il corpo a corpo. Sbagliato. Sbagliato a non portarmi pure il coltello. Dove sei tu? Muori. Ancora viva? Sbagliato a non portarmi il coltello, sbagliatissimo. Mai più. C'è gente vicino. Merda. Di merda. Non sono lontani. Merda. Senti che come spara.
l'hanno ammazzato già. Merda! Ero messo là che lo guardavo come un idiota. Pss, mi sembrava uno zombie messo lì fermo. Dio porco.
I perdi questi punti e poi non li puoi utilizzare per neutro. Ogni cacciatore ha i propri punti, quindi ti conviene portarlo avanti. Vabbè, hai capito un'altra cosa. Notte. Minchia, bello. Partita finale, non so l'obiettivo. Buona magari. Oh yeah. Buona magari. Oh yeah. Vai, vai, vai. No, voglia. Merda! No, mi ammazzano queste cose. No, a vedere. Oh, da cazzo.
Che bastardo cane c'è su. Caso. Merda. Caccia sti cane, caccia sto pazzo. Comunque dietro scoppia lo stesso, ma vai. Vai a girare. Che mi ha visto? Sì, cazzo, che mi ha visto. Cazzo, scoppiamo. Morto. Che cazzo, mi ha bruciato un coso di energia sto pezzi di merda. Bastardo. Merda, là ce n'è un altro. Scassare il cazzo tu. Cazzo. Oh cazzo. Non ho stamina. Che sai su. Merda. Che cazzo è?
No! Ho bruciato tutta l'energia, sto bastardo. Tss. Ho bruciato tutta l'energia, sto bastardo. Bastardissimo. Che ti devo prendere soccorso e cazzo, ma bruciavo l'energia, ma bruciavo. Con un colpo sono morto. Ma un... c'è gente lì. Uno che ho ucciso. L'avrei arrestato già per questo problema. Merda. No, verso di loro fosse andato. No, sono scappati. Cazzo, se mi vede sono fottuto. L'ho visto.
Merda. Strano che ancora nessuno ha fatto il bordello con Mosh. Molto strano. Sì, dunque. Con uno sparo, proprio partita silenziosissima. Allora, tutto. Finisce pure. E c'è pure.
Sciano. Siamo tutte appostate che aspettiamo, siamo tutti stealth. No, è uno che ci spara. C'è pochissima energia, cazzo, ragazzi, immolatore. Troppo poca energia, io ci muoro. Ad ucciderlo io il boss ci muoio. Troppo poca energia. Da solo. Che proprio morto. Oh. Ma poi non ci sono zombie, non c'è un cazzo. Oh. Ma vaffanculo. Merda. Qua dentro schifo. Non c'è nessuno dentro. È rimasta una sola cura. La discussione più che altro è
Ho troppo poca energia. Con 2 colpi sono morto. E questo è il vero problema. 2 colpi e sono morto. Qualcuno dentro? Stanno sparando. C'è qualcuno dentro forse. Io non sparo, l'ho sentito. Faccia lo schifo. Pure ancora bianco, però io non sparo, l'ho sentito. Aspettiamo. Come se sentissi camminare. Oh, piglio.
Ah, quello che corre come un pazzo. Oh, andiamo. No, ma è possibile che non c'è nessuno in giro? Ora proprio sento camminare proprio. No, ma chiuso. Cazzo. Sono morto. Non ce la posso fare. Devo fare. E se faccio entra e esci forse. Già posso fare, ma ammazzo. No, bastardo, m'ha visto! Pezzo di merda, ma da dove cavolo è salito? Pezzo di merda. Okay, well, thank you. Conan, c'ho un pare. Da dove cazzo m'ha visto vorrei sapere io. Ci sta. Bye-bye. Grazie Conan.
Secondo me a sto punto non c'è nessuno, sono tutti morti. È impossibile che ancora non si è visto nessuno, non si è sentito nessuno. Impossibile. Io ho sentito degli spari, cazzo. Ma sono... Il problema non è tanto il boss di per sé, l'ho ucciso tante volte, l'energia è troppo bassa per non morirci. Vai, vai! E ora c'è la dinamite. Parliamo con la dinamite ora. Bastardo non viene perché sto vicino alla porta. Sono cazzi tuoi. Cazzo, pure io sono saltato in aria. Ragazza. Tira, coglione. Sapevo che finiva così.